Alla stazione delle Corriere, 54enne aggredito e preso a pugno da due baby bulli, è accaduto ieri nel tardo pomeriggio. I minorenni sono stati fermati poco dopo dai militari di Strade Sicure ed identificati dai carabinieri. Di fronte all'ennesima aggressione e la rabbia del presidente di MOM Giacomo Colladon, ora basta, è una questione di sicurezza pubblica, mai vista tanta violenza in 40 anni di lavoro. Contro il disagio giovanile anche la diocesi di Treviso con il progetto Mi Illumino d'impegno. 150 ragazzi hanno passato il weekend nelle strutture di volontariato, stamane messa con il vescovo Tomasi. Travolto da un'auto mentre in vacanza a Cuba, muore un mese dopo l'incidente, vittima un 55enne di San Pietro di Feletto, abitava in Germania dove aveva una gelateria. Asili nido, Simonetta Rubinato lancia l'allarme, la maggior parte dei fondi in arrivo andrà alle regioni del sud, l'esempio di Valdobbiadene che avendo già un nido comunale non riceverà un euro. Servizio civile, boom di adesioni nella Marca in controtendenza rispetto alle altre province. Comuni e associazioni hanno puntato sulla campagna social con il linguaggio dei giovani. Altro che concorrenza sleale esterna, sul Prosecco ormai è una guerra in casa Italia, la denuncia del presidente della DOC Stefano Zanetti. Carnevali di Marca, le previsioni di maltempo hanno fermato oggi i carri, ma tutto è pronto per la sfilata del martedì grasso, la festa in diretta su Antenna 3 a partire dalle 14. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Dunque ancora violenza tra giovani, ennesima rissa alla stazione delle Corriere di Treviso. La rabbia del presidente di MOM Giacomo Colladon, mai vista tanta violenza in 40 anni di lavoro, ormai gli episodi sono quotidiani. Sentiamo. Ancora un'aggressione alla stazione delle Corriere. Sono minorenni i ragazzi che sabato pomeriggio hanno preso a botte un 54enne tunisino. I due giovani, tra cui uno di origine kosovara, sono stati protagonisti di un'accesa discussione con l'uomo, poi degenerata nella violenza. Il minorenne kosovaro si è scagliato contro il 54enne con pugni che solo i militari dell'esercito impegnati nelle vicinanze nell'operazione Strade Sicure sono riusciti a fermare. Sul posto anche i carabinieri allertati da un passante che suo malgrado ha assistito alla scena. Si tratta dell'ennesimo caso di aggressione nella zona dell'autostazione. Solo venerdì la rapina ai danni di un ragazzino assalito da alcuni coetanei che avevano preso di mira le sue cuffie e il suo cellulare. Da chiarire se nell'aggressione il gruppo avesse estratto anche un coltello per derubare il ragazzo. Violenza che non si placa nella zona dell'autostazione. La rabbia e l'esasperazione del presidente MOM Giacomo Colladon. Sono episodi che interessano relativamente il trasporto pubblico. Succedono nell'autostazione e quindi questo è un fatto, però succedono anche perché ci sono dei deficienti in giro, ma molti deficienti che non capiscono e che fanno solo dei disastri. Ormai nel trasporto pubblico credo di avere un'esperienza che supera i 40 anni abbondantemente. Io i fatti di questo tipo e quelli che stanno succedendo negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno, non ho mai visti. Mai visti una roba del genere. Partiti da questa settimana i controlli dei vigilantes che MOM ha deciso di impiegare sulle linee di autobus maggiormente attenzionate per episodi di violenza e aggressioni al personale e i presidi dei carabinieri nelle stazioni dei bus di Treviso e della città di provincia in cui più spesso si concentrano i giovani. Come azienda abbiamo messo in campo le nostre guardie giurate, abbiamo fatto anche un programma di intervento con i carabinieri che sta dando i suoi frutti. Ovviamente non possiamo essere in tutti i posti in ogni momento 24 ore su 24. La mia preoccupazione è quella dell'ordine pubblico, di mettere in sicurezza i nostri dipendenti che sono frontline, gli autisti, i verificatori e gli utenti che usano il mezzo pubblico. Le possibili soluzioni per garantire maggiore sicurezza sono state messe in campo, fa sapere Colladon, ma non ci si riesce a spiegare un'escalation di violenza di questo tipo. No, veramente non riesco a capire il susseguirsi di questi episodi che sono ormai periodici, giornalieri e quindi vanno fortemente condannati. Da parte mia dico basta perché non se ne può più, sta gente qua dovrebbe essere messa su un posto sicuro e basta, fine, perché insomma non si può più tollerare che ogni giorno succeda queste cose, che io metto a repentaglio anche la sicurezza dei dipendenti, degli artisti, la sicurezza dei verificatori. Ognuno che chiede il titolo di viaggio è un pericolo in questo momento, è un fatto che non può accadere. E da oggi abbiamo parlato con le persone, soprattutto ragazzi che frequentano quotidianamente la stazione delle Corriere ed è stato facile trovare chi è stato testimone suo malgrado di episodi di violenza.
Sono scesa dall'autobus per prendere una coincidenza e subito dopo qui in stazione c'era una rissa e quindi sono andata via per quella zona là in modo da farmi venire a prendere perché non volevo aspettare l'autobus da sola. È il racconto di una dei tanti giovani che si trovano ormai troppo spesso ad assistere a scene di aggressioni verbali e risse tra coetanei che fanno percepire la zona della stazione come poco sicura. E la testimonianza non è l'unica. Parlando con i ragazzi è facile trovare chi si è trovato ad assistere a episodi simili. C'erano questi due ragazzi che hanno iniziato a spintonarsi, sono andati avanti per un quarto d'orino più o meno e poi sono andati via. Fenomeno che preoccupa anche gli stessi ragazzi. Sinceramente mi sento molto insicura a stare anche in stazione da sola perché frequento molto questa zona, soprattutto dopo scuola, e il sabato sera è penso il momento peggiore e con il buio soprattutto non mi fido a stare da sola in stazione. Secondo me non ci sono motivi validi per queste risse, però preoccupano. Da quello che ho visto di queste risse di solito sembra che sono comunque sempre conoscenti e quindi più una cosa tra virgolette tra amici del non miglior gruppo di amici. Sicuramente non è troppo un bell'ambiente da vedere. Ci sto poco, però c'è della gente un po' strana, magari certe ragazze da sole potrebbero sentirsi insicuri. Più che altro ho paura magari per le mie amiche che devono girare da sole, quindi di solito cerco di evitare. Dipende dai giorni, perché di solito il sabato pieno di polizia. Ieri non c'ero perché ho preferito non venire, perché sapevo di questa rissa. Quando c'è tanta gente è più sicuro. E invece la sera, quando c'è pochissima gente, non si sa mai. Se continua così è meglio essere un po' più tranquilli con polizia e forze dell'ordine. E contro il disagio giovanile interviene anche la diocesi di Treviso con il progetto Mi illumino d'impegno. 150 ragazzi delle superiori hanno trascorso un weekend nelle strutture di volontariato del territorio accanto a malati, anziani, persone con handicap. E questa mattina in cattedrale la messa conclusiva con il vescovo Monsignor Tomasi. Non è con violenza che si vince la violenza, non è con abbandono che si vince l'abbandono. 150 ragazzi tra i 15 e i 18 anni, quelli che hanno partecipato al progetto Mi illumino d'impegno, un weekend di servizio e formazione ideato dall'Ufficio per la Pastorale Giovanile della Diocesi. Per offrire ai ragazzi la possibilità di offrire quello che hanno nel cuore e il servizio probabilmente è una di quelle strade che riesce a intercettare le loro energie positive trasformandole per il bene degli altri e per arricchire la propria persona, la propria vita. Sono state 30 le strutture che anche grazie alla collaborazione di Caritas i ragazzi hanno potuto visitare, in cui hanno trascorso del tempo con le persone fragili, mettendosi al loro servizio. Una luce buona quella vista dagli operatori e volontari nei ragazzi, in un momento in cui invece se ne parla troppo spesso in termini negativi. Ci sono dei bei segni di speranza, dobbiamo credere che la cura è possibile, dobbiamo credere che la pace è possibile, dobbiamo credere che questi nostri giovani ci porteranno tanta gioia, tanto amore e tanta giustizia anche. Cosa hai imparato? Che alla fine anche chi ha delle difficoltà, alla fine erano felici queste persone, quindi anche se si hanno delle difficoltà alla fine si sorride sempre alla vita. Vedere con i miei occhi le realtà diverse dalla nostra e di aprire, diciamo, i confini, la bolla che ci siamo creati di perfezione. È bello poter vedere come queste persone ti piazzano davanti le proprie fragilità e è anche un po' di stimolo per imparare a farlo, essere tutti un po' più veri, genuini. Mi ha insegnato il senso non del dovere ma del poter fare di più, dei piccoli gesti, dell'andare incontro all'altro. Il progetto si è concluso con la messa al Duomo di Treviso celebrata dal vescovo Tomasi, che in occasione della giornata del malato ha voluto sottolineare l'importanza del prendersi cura. Deve diventare la giornata tutti i giorni, oggi e domani e fino al prossimo 11 febbraio, affinché non ci sia nessuno lasciato da solo, nessuno che non abbia nessun altro che si prende cura di lui.
Ed ancora cronaca, in vacanza a Cuba con la moglie è morto dopo un incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto lo scorso 18 dicembre. Fabio Varaschin, 55 anni, originario di San Pietro di Feletto, residente in Germania, si è spento all'ospedale dell'Havana dopo oltre un mese di ricovero. Varaschin da anni viveva vicino a Stoccarda, dove aveva aperto una gelateria, e d'inverno era solito andare a Cuba, dove trascorreva le vacanze con la moglie originaria dell'isola caraibica e la figlia. Così anche quest'anno, a metà dicembre, l'incidente. Varaschin era stato investito da un'auto mentre guidava un motorino. Ricoverato all'ospedale dell'Havana, è morto lo scorso 30 gennaio. Nei prossimi giorni l'urna cineraria arriverà a San Pietro di Feletto per l'ultimo saluto fissato per giovedì alle 15. Ancora truffe in provincia di Treviso. Aveva messo in vendita delle borse in un sito di e-commerce, ma è stato indotto a versare 1.100 euro alle due donne acquirenti. Vittima della truffa, un 56enne di Mogliano Veneto, raggirato da due donne di origini siciliane. Le due, con una serie di artifizi, l'hanno indotto a versare l'ingente somma tramite sportello bancomat, confluita poi in diverse carte di credito a loro riconducibili. Le donne sono state denunciate per truffa in concorso. Ed ancora un'altra truffa online a San Biagio di Callalta, dove i carabinieri hanno intercettato un raggiro ai danni di un 23enne. Il giovane avrebbe acquistato online via social una PlayStation da un venditore della provincia di Roma, che dopo aver ricevuto il denaro, 320 euro, ha fatto perdere le proprie tracce. Il truffatore, un 41enne con precedenti, è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri. E mattinata di disagi per il traffico. Questa mattina a Signoressa di Trevignano, per una lunga e pericolosa scia di olio sull'asfalto. Numerose le telefonate di automobilisti allarmati. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata ed i carabinieri, che hanno poi individuato il responsabile della perdita, un trattore di un'azienda agricola della zona. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale. Asili nido e ripartizione dei fondi in arrivo. La presidente di FISM Treviso, Simonetta Rubinato, lancia l'allarme. La maggior parte andrà alle regioni del sud. Il Veneto penalizzato sia per i fondi del PNRR che per quelli nazionali, con casi limite come quello di Valdobbiadene, che, avendo già un nido comunale, non riceverà un euro. Effetto LEP, livelli essenziali di prestazioni. Ne abbiamo sentito parlare in queste ultime settimane in relazione all'autonomia differenziata. Ora, con i fondi per gli asili nido, arriva la prima attuazione pratica di distribuzione in base ai costi standard, e per il Veneto è una mazzata, in primis per la costruzione di nuove strutture per aumentare i posti. L'obiettivo europeo è quello di arrivare al 33%. In Veneto la copertura è in media al 28%, con la maggior parte dei nidi che sono del privato sociale, di fronte a coperture assai inferiori di altre regioni, soprattutto al sud del paese. A lanciare l'allarme è Simonetta Rubinato, presidente di FISM Treviso. Se, spiega Rubinato, per certi versi è anche giusto che i fondi per realizzare le strutture vadano laddove queste strutture non ci sono, altro discorso è quello per i costi di gestione. Per cui non capisco perché ci siano quelli che non hanno costruito i posti, che riceveranno a regime centinaia di milioni per la gestione ogni anno, consentendo alle famiglie di pagare rette irrisorie. Mentre chi ha già preparato i posti dovrà continuare a gestirli scaricando sulle famiglie la retta, salvo il bonus nido. Ecco quindi che alla fine, come già avvenuto su altri fronti dei fondi PNRR, i virtuosi vengono penalizzati. Ora la mia domanda è: lo Stato sta dando 7.660 euro a bambino, 7.000, che è di più di quello che noi è il costo intero, più i 1.500 euro di bonus ci mette lo Stato, quindi 9.200 euro per un posto lungo la penisola laddove non ce ne sono. Qua arrivano pochissime di queste risorse, la metà di quello che dovrebbe essere, ma alla fine il problema non è una discriminazione tra famiglie, tra chi potrà godere di un abbattimento delle rette e chi no. Emblematico il caso di Valdobbiadene, cita Rubinato, che ha un nido comunale e non riceverà un euro. Di qui la richiesta di far sì che i soldi destinati dallo Stato al Veneto, pur inferiori a quelli di altre regioni, siano almeno distribuiti da chi conosce il territorio, e cioè la regione. Almeno quel 5% che arriva, che a regime, cioè nel 2027, saranno 50-55 milioni.
diamoli a chi conosce il territorio, cioè la regione, che faccia una ripartizione equa tra tutti, in modo che questi soldini siano un beneficio per tutte le famiglie e non solo per coloro che hanno la fortuna, pensi un po' lei, di stare in un comune che non ha costruito e non ha i nidi. Si chiama Servizio Civile Universale, consente ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni di mettersi a disposizione della comunità per un anno, 25 ore la settimana. E nella Marca, in controtendenza rispetto ad altre province del Veneto, è boom di adesioni. Scade il 15 febbraio il bando per il servizio civile universale dedicato ai giovani tra i 18 e i 28 anni e se nelle altre province venete fino ad ora le adesioni scarseggiano, nella Marca c'è un vero e proprio boom di ragazzi che desiderano mettersi a disposizione per un anno della comunità nella quale vivono. Merito anche di una campagna di reclutamento che cerca di parlare ai giovani con il loro linguaggio, affidata ad uno dei creator più seguiti dai ragazzi, Andrea Lorenzon, che con un volantino ed un ironico cartone animato li invita ad aderire. Quest'anno si è deciso con i colleghi di modificare la campagna ed arrivare proprio a cercare i ragazzi in quello che era un po' la loro, diciamo, il luogo dove li possiamo trovare e creando ovviamente una campagna legata a uno youtuber trevigiano, Andrea Lorenzon, che si è prestato chiaramente proprio nell'analisi di come viene considerato anche il servizio civile, calandolo proprio all'interno del nostro territorio. 182 progetti nei settori ambiente, educazione, sociale, con 125 enti coinvolti tra comuni ed associazioni e sono già 220 nella Marca i giovani che hanno aderito. Il servizio civile garantisce anche una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici. Ci sono esempi di giovani che poi sono stati assunti dai comuni ed offre la possibilità di un'esperienza all'estero con l'Erasmus+. Anche perché il servizio civile, non dimentichiamo, ritornando all'obiezione alla nascita come obiettori di coscienza, deve comunque mantenere e deve essere veicolato all'interno di quei principi di pace e di difesa della libertà, che può essere difesa della libertà attraverso l'impegno sociale, nell'ambiente, nella parità di genere e in tutte le varie tematiche. Firmata nei giorni scorsi a Castelfranco la convenzione tra Regione, cooperative sociali, mondo del lavoro e sindacati per l'inserimento occupazionale delle persone con disabilità. Abbiamo visto nascere il progetto Articolo 14. La legge sull'inserimento lavorativo dei disabili è nata a Treviso durante una serie di incontri organizzati dall'allora onorevole Maurizio Sacconi con il giuslavorista Marco Biagi. A dare l'idea era stato Sergio Rosato, allora responsabile dell'ufficio di collocamento in Piazza Duomo. Il dottor Rosato, che era responsabile dell'ufficio provinciale del lavoro, aveva avuto l'intuizione di far incontrare aziende e cooperative per dare una risposta al collocamento obbligatorio. Da quel 2003 sono stati fatti tanti passi avanti per l'inserimento della disabilità nella produzione. Nel 2023, quindi lo scorso anno, si sono iscritte ai centri per l'impiego 6.703 persone, nel 2022 più o meno altrettante. Attualmente noi abbiamo assunto nel corso del 2023 5.612 persone, di cui l'87% con autonomia lavorativa e il 13% con necessità di supporto. Numeri altissimi di inserimento lavorativo che oggi, con la firma della nuova convenzione tra regioni, imprese, mondo della cooperazione e sindacati, si punta ad aumentare ulteriormente. L'impegno della cooperazione sociale in questo ambito è realizzare dei percorsi di inserimento lavorativo per persone con disabilità, soprattutto concentrandosi sulle persone con disabilità. Ma dal vostro osservatorio le aziende profit come stanno rispondendo? Stanno rispondendo bene, lo strumento va sempre più promosso, va sempre più pubblicizzato, deve essere conosciuto e soprattutto si debbono trovare quelle norme, quelle cornici normative che consentano di rendere sempre più agevole questo inserimento anche da un punto di vista amministrativo. Una legge e un articolo dedicato che non possono però essere legati al passato. L'articolo 14 ha bisogno di un costante processo di innovazione che riesca a mettere allo stesso tavolo tutti gli attori istituzionali e non.
Centro di tutto il sistema la Regione, con i centri per l'impiego ma anche con la formazione. Un disabile che è in cerca di lavoro deve, come tutte le persone, essere avvicinato a quel posto di lavoro e quindi ha bisogno di una formazione specializzata. Fondi per la formazione ma anche per la creazione di nuove figure all'interno delle aziende, quelle dei disability manager. Le norme sulla disabilità sono tante e complesse e abbiamo quindi voluto una figura professionalmente formata e l'abbiamo formata con i nostri fondi. La cosa interessante è che sono figure con competenze specifiche, specializzati proprio nell'accompagnamento. Linea alla regia, ora per qualche istante di pubblicità. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Tra i settori economici della Marca che continuano a trainare uno è sicuramente quello dell'agricoltura con la produzione del Prosecco, un vino che ormai è diventato un simbolo delle bollicine da bere e che oltre all'estero ora si trova anche ad avere a che fare con la concorrenza in casa. Sentite cosa ci ha detto il presidente del Prosecco DOC, più venduto al mondo. Dal nord Italia fino alla Sicilia, qualsiasi regione, qualsiasi territorio al giorno d'oggi intende produrre il Prosecco del proprio territorio. È un messaggio che è assolutamente sbagliato. Altro che concorrenza sleale estera, sul Prosecco oramai è una guerra in casa Italia. È questa la situazione denunciata dal presidente della DOC Stefano Zanette, che col direttore Luca Giavi sono il motore della denominazione più richiesta e consumata al mondo. 616 milioni di bottiglie vendute nel 2023 per un mondo Prosecco con le 2 di OCG che sta sfiorando il 1 miliardo di bottiglie prodotte. Un'enormità confrontando lo storico competitor, ovvero lo champagne, che è chiuso il 2023 con 305 milioni di bottiglie vendute. La verità, ci racconta Zanette, è che oramai Prosecco è diventato sinonimo di bollicine. Pensiamo semplicemente che il termine Prosecco è diventato un brand internazionale e che sotto il nome Prosecco si cela qualsiasi tipo di bollicina. Così, regione o paese che vai, Prosecco indigeno che trovi, al punto che qualcuno avrebbe bevuto champagne spacciato per Prosecco, oppure che in Inghilterra la DOC è dovuta ricorrere ad una campagna di manifesti nelle maggiori città per spiegare che il Prosecco non può essere il vino bianco frizzante spinato o in lattina. Una battaglia continua a difesa della denominazione Prosecco, che significa mantenere adeguato il compenso ai produttori, ma soprattutto garantirne la qualità. Ma è proprio quello che viene in modo scorretto utilizzato e proposto molto spesso anche nella ristorazione italiana, prodotto alternativo al Prosecco. Il Prosecco è frutto di un territorio identificabile con la fascetta e questo è quello che dovremmo fare capire al consumatore. Se si vuole un prodotto tutelato, controllato dal vigneto fino a quando viene versato nel calice, dobbiamo andare sul Prosecco. E infine il messaggio che parte dalla DOC del Prosecco, rivolto a tutti i produttori esteri e agli italiani che non rientrano nei territori della denominazione, ma anche esteso ai consumatori, è questo. Tutti possono produrre degli spumanti, dei vini frizzanti, ma il Prosecco è uno solo. E dalle colline del Prosecco saliamo sulle vette delle Dolomiti. Il rifugio Gorza ad Araba ha ospitato la consegna di 4 carrozzine per disabili ad altrettanti rifugi presenti sul comprensorio Araba Marmolada da parte degli organizzatori di Camminare per la Vita, guidati dall'ex campionessa Deborah Compagnoni. Da Treviso ad Araba, con un'iniziativa di solidarietà e libertà, consegnate 4 carrozzine ed un monorelli per disabili al comprensorio sciistico Araba Marmolada. Gli organizzatori di Camminare per la Vita, guidati dall'ex campionessa Deborah Compagnoni, sono tornati sulle Dolomiti con questa nuova donazione che vuole contribuire a portare anche in montagna i valori di Camminare per la Vita, la passeggiata evento che si svolge a Treviso nel mese di settembre. Un progetto importante che consente alle persone con disabilità motoria
voglia non solo di sciare ma anche di poter accedere ai rifugi e a tutti i servizi, riuscendo così a trascorrere una giornata sulla neve come tutti gli altri. Sono 5 ausili in tutto che consentiranno alle persone con difficoltà motorie di poter accedere a tutte le strutture poste sia di risalita e poste lungo le piste da sci, quindi poter sciare in libertà, accedere alla struttura ricettivia una volta tolto la scocca e il monosci, poter accedere ai servizi igienici, banalmente al bar, poter bere un caffè al caldo senza bisogno di alcun altro aiuto. Un progetto fortemente voluto da Deborah Compagnoni che con Camminare per la Vita, dopo tante iniziative dedicate a progetti di assistenza, cura e ricerca in ambito pediatrico, ha deciso di puntare anche su questo nuovo progetto. I nostri obiettivi da sempre è quello di aiutare e curare i bambini nelle malattie difficili, nelle malattie oncologiche e siamo sempre rimasti in ambito pediatrico, nella cura e nella ricerca. Questo è un progetto nuovo che abbiamo veramente voluto perché comunque Sciare per la Vita, che è l'associazione che è a capo anche di Camminare per la Vita, parla di sci. Il nostro sogno è di portarlo comunque a conoscere il più possibile, ma anche portarlo verso Cortina, dove ci saranno le prossime Paralimpiadi e noi siamo i promotori di questo. Commozione nelle parole di Carlo Costa, storico maestro di sci ad Arabba per 40 anni, fino all'incidente che lo ha costretto in carrozzina nel 2011. Dopo il primo anno che è stato durissimo accettare la disabilità, gestirla anche, è stata durissima e ho voluto incominciare a sciare anch'io. Però il problema era il problema che poi mi sono battuto di qua di là perché non c'era la possibilità di fare il trasbordo dalle piste all'impianto, oppure no. Adesso che ho visto qua mi sono venute le lacrime. Meraviglioso. No, sono scappate le lacrime perché dico guarda, finalmente qualcuno ha pensato che i disabili. E torniamo a Treviso città. Fino al 14 febbraio, giorno di San Valentino, al Museo di Santa Caterina sono esposti 2 capolavori di Alberto Martini dedicati all'amore. Vediamo. Sono delle opere straordinarie dal punto di vista tecnico, firmate e datate da Alberto Martini 1925, che in maniera veramente unica dopo 40 anni vengono riesposte al pubblico in coppia. Esposte per la prima volta nella Biennale di Venezia del 1926 e per l'ultima volta nel 1985 a Milano in una personale di Alberto Martini. Tornano visibili dopo 40 anni al Museo di Santa Caterina i ritratti di Vallì Toscanini, figlia secondogenita del maestro Arturo Toscanini e del conte Emanuele Castelbarco. È un omaggio, quello che vogliamo fare come musei civici, agli innamorati, quindi tutti sono invitati in questo fine settimana e fino al 14 febbraio a venire al museo ad ammirare questi capolavori, ad entrare anche con delle tariffe agevolate proprio per gli innamorati. È inoltre un omaggio ad Alberto Martini nell'anno del 70°. Il giorno di San Valentino la coppia potrà entrare a visitare e i quadri e il museo pagando un biglietto solo. La loro relazione sfidò le convenzioni sociali dell'epoca. Essendo Toscanini ebrea e Castelbarco di fede cattolica, il conte inoltre era un uomo sposato. Per unirsi in matrimonio a Vallì decise di prendere la cittadinanza ungherese, unico stato dove il divorzio all'epoca era concesso. Nonostante le pressioni familiari e sociali, si sposarono nel 1931, rimasero uniti fino alla morte di Vallì nel 1998. I 2 ritratti sono un'anticipazione della mostra Donna in scena che verrà inaugurata a Santa Caterina il 13 aprile. Il Carnevale, ora volata finale in attesa della grande festa di Treviso con la sfilata dei carri il martedì grasso, sfilata che Antenna 3 seguirà in diretta a partire dalle 14. Se il maltempo ha messo i bastoni tra le ruote dei carri mascherati, costringendo a rinviare le sfilate di Vittorio Veneto, Zenson di Piave e Roncade, la Marca guarda con il sorriso agli ultimi 2 giorni del Carnevale, che soprattutto il martedì grasso dovrebbero essere baciati dal sole. Grande attesa dunque per i 2 eventi clou organizzati da Carnevali di Marca, le sfilate di Conegliano e Treviso. Nel capoluogo la grande festa colorata partirà da Piazzale Burchiellati ed attraverserà il centro cittadino per la gioia di grandi
e piccini. Il corteo di carri e gruppi, 25 in tutto, non mancherà di stupire e quest'anno ci sono delle novità anche per i premi. La giuria non conferirà solo premio al miglior carro della sfilata, tra parentesi abbiamo 25 tra carri e gruppi partecipanti, quindi un buon numero. La giuria non conferirà, oltre a questo premio classico, anche il premio al miglior gruppo mascherato e anche la migliore coreografia, quindi questa è un'altra piccola novità che andiamo a portare. Tanta allegria, maschere, musica e coriandoli con un'attenzione rafforzata quest'anno sulla sicurezza. Abbiamo per la prima volta 3 chilometri di transenne, appunto per mettere in sicurezza il pubblico, in modo che non ci sia appunto il minimo rischio durante il passaggio dei carri, sbagliati con decine e decine di volontari che vanno a sorvegliare questo aspetto. Ed anche quest'anno Antenna 3 seguirà l'intera sfilata dei carri mascherati con una lunga diretta a partire dalle 14, così che tutti, grazie alle telecamere di Antenna 3, possano vivere da casa le emozioni della festa più colorata e pazza dell'anno. E nell'ultima domenica di Carnevale, con la rubrica dedicata alla nostra storia, torniamo indietro nel tempo al 1987 per vedere come a Treviso si aspettava allora la sfilata dei carri mascherati. Carnevale, tempo di balli, mascherate e divertimenti. Treviso quest'anno cercherà di avere un carnevale diverso. Si intravede infatti la possibilità di un interessante scambio culturale con la città di Venezia, che per l'importanza del progetto potrà avere sviluppi positivi anche per il futuro. Treviso, città gentile, vedrà così rappresentati nei suoi teatri spettacoli teatrali e musicali. L'iniziativa, dichiara l'assessore al turismo di Treviso, Aldo Masi, sarà un'ottima occasione per incrementare il flusso turistico della città. È un tema logoro questo per i commercianti, che devono affrontare con serietà un argomento godereccio. Per Gino Fantin, presidente dell'Associazione Commercianti di Treviso, il Carnevale rappresenta un'occasione importante che vede decollare un'immagine felice della città, anche se per il settore commercio, ribadisce Fantin, si tratta di un momento di promozione che non ha alcun significato di redditività. Ascoltiamo invece l'opinione di Pino Supani, presidente della Confesercenti di Treviso. Il Carnevale stimola sempre degli interessi, però vedrei l'importanza dare, sensibilizzare, dare una caratteristica tipica trevigiana, in modo che sia veramente un senso di attrazione turistica. Certo che come l'abbiamo fatto fino a questi periodi, purtroppo anche per contenere le spese, perché tutti lo sappiamo che sono delle grosse spese da sostenere e quindi più di tanto non si poteva neanche ottenere. Ma il Carnevale quest'anno a Treviso sarà davvero diverso? Una soluzione alternativa alla questione è complicata, ci ha detto Antonio Barzaghi, presidente dell'ente provinciale per il turismo di Treviso. Non si può sottovalutare la vicinanza di Venezia. Per creare un carnevale impegnato, più colto, tra virgolette, c'è bisogno di un accordo in anticipo sui tempi, pensato e coordinato tra comuni, assessorati ed enti competenti, che veda dilatare le attività teatrali e musicali nell'immediato entroterra veneziano, compresa la città di Treviso. Che cosa faresti tu per creare un carnevale diverso qui a Treviso? Trovare un modo per coinvolgere tutti indistintamente, senza limite di età e di interessi. E con quale tipo di iniziativa, ad esempio? Una grande festa in piazza, con musica. Ma per me il carnevale deve essere dei bambini. Tanto noi abbiamo già una maschera, no? Quindi per me il carnevale mi mette un po' di tristezza, deve essere una cosa che riguarda solamente i bambini. A dispetto di un carnevale nobile, deve così continuare la tradizione di un divertimento popolare, fatto di balli in piazza e di sfilate di carri, che coinvolga tutti, adulti e bambini. I bambini soprattutto, perché si sa, loro si divertono con poco. E una notizia di sport per chiudere: rugby, seconda partita della franchigia femminile del Benetton. Oggi pomeriggio allo stadio di Monigo le biancoverdi hanno battuto 41-12 le spagnole dell'Iberians Valencia. Grande soddisfazione per coach Francesco Iannucci, che ha fatto un plauso alle ragazze. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Come sempre uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci.
Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore. Bentrovati al meteo. Per l'inizio della settimana si profila un aumento della pressione atmosferica e dunque una situazione meno perturbata. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di lunedì 12 febbraio mostra un contesto stabile, sarà infatti ampiamente soleggiato con cielo poco nuvoloso. Tuttavia non sono esclusi dei residui piovaschi qua e là al mattino. Temperature stazionarie minime tra 4 e 8 gradi, massime sui 10-14 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il vortice ciclonico si allontana verso i Balcani, il tempo migliora con più sole. Anche in questo caso al mattino saranno possibili delle precipitazioni residue. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sugli 11-14 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. In cielo si alterneranno tratti soleggiati ed annuvolamenti, precipitazioni comunque assenti. Temperature minime sui 6 gradi, massime intorno ai 13-14 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore.